La Igor Gorgonzola Novara centra risultando battendo 3-1 la Bartocini Forti Infissi Perugia ad accedere alle semifinali. Il primo set parte in equilibrio, poi Novara allunga fino al 10-7. Le padrone di casa ricuciono il gap sul 12 pari ed inizia punto a punto che ne arriva a quota 19. Nella fase calda le piemontesi hanno il guizzo giusto e si portano sul 19-23 grazie ad Encoc e Bosetti. Perugia prova a rientrare ma il divario oramai è di sicurezza e Smarzek completa l'attacco che conclude il set 22-25. Nel secondo set l'avvio ancora una volta punto a punto, poi Novara inizia una lenta ma inesorabile progressione grazie al gioco a muro che la conduce prima sul 10-7, poi sul 10-15 fino ad arrivare al 13-21. Sul finale Perugia tenta la reazione ma oramai è troppo tardi e l'errore al servizio di Carcases a regare il parziale al 14-25. L'atto d'orgoglio di Perugia arriva nel terzo set con le umbre subito battagliere che si portano avanti sul 6-3. Smarzek trascina le compagne verso la parità ma l'aggancio non riesce, dall'altra parte di Giulio dettala a lungo con l'ace del 12-9. Sul finale la Bartocini Forti Infissi Perugia dà lo strappo decisivo con Ortolani a siglare il 23-19 e con Carcases a decretare il 25-20. Novara decide che il set decisivo è il quarto e parte subito inesorabile sull'1-5. Perugia però reagisce fino ad arrivare al -1, ma il muro di Novara sale subito in cattedra riportando il divario tra le due formazioni e quando Smarzek va al servizio trova l'ace del 10-17. Le umbre non si arrendono e si riportano sotto fino al 21-23. L'inerzia si esaurisce però e l'errore al servizio di Carcases chiude 22-25 regalando alla Igor Gorgonzola Novara l'accesso alla semifinale. Non guardiamo avanti, i playoff sono partita per partita, quindi era giusto mettere tutte le energie qua. Arriviamo da 2 settimane un po' difficili a livello fisico, ma ci siamo, abbiamo avuto un po' dei blackout durante la partita, ma l'importante era portare a casa la partita, quindi siamo contente, dai.